e benvenute a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Iniziamo parlando di un opuscolo che proprio in questi giorni viene diffuso nei gruppi e nelle comunità della nostra diocesi. Si tratta del frutto del lavoro del gruppo Amore in Cammino del Servizio Diocesano di Pastorale Familiare. È un opuscolo che raccoglie 6 storie d'amore raccontate in prima persona dai protagonisti e alcune riflessioni di più ampio respiro. L'invito è quello a guardare ogni relazione come segno della cura di Dio. Ora, come detto, viene diffuso nei gruppi e nelle comunità perché sia stimolo al dialogo e al confronto in vista di un appuntamento di incontro più ampio che si terrà il prossimo 8 febbraio all'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante. Vediamo. Si intitola Non c'è un amore più grande ed è un libretto di 20 pagine che ospita alcune riflessioni introduttive e 6 testimonianze d'amore. L'hanno raccolta i componenti del gruppo Amore in Cammino e del Servizio Diocesano di Pastorale Familiare attraverso diversi incontri di gruppo e successive rielaborazioni e revisioni. Nell'amore, quando l'amore ha delle radici profonde e parte da una base di autenticità, di profondità e di grande respiro, non ha delle graduatorie che si riferiscono a determinati fattori. Non si riferisce al tempo, non si riferisce all'identità delle persone, non si riferisce all'orientamento delle persone, non c'è un amore più grande di un altro. Ci sono amori che nascono, per così dire, sui banchi di scuola e proseguono forse per tutta la vita. Ci sono amori che nascono dopo un fallimento di una storia e che nascono in età adulta. Ci sono amori che nascono tra persone che hanno un'identità o un orientamento sessuale diverso. E forse non è un testo nella parte teorica di immediata comprensione, ma non lo vuole essere, perché non è un testo che dà risposte o arriva a delle conclusioni, è un testo che pone domande, propone progetti, obiettivi e sogni grandi e vuole aprire delle prospettive ed essere uno strumento di lavoro da questo momento in poi per noi e per la nostra diocesi. Questo documento è nato dalla volontà del Vescovo di far scrivere un documento sull'amore ai laici. E devo dire anche un po' la difficoltà del parlare dell'amore, che è stata tanta, fino al momento in cui non abbiamo condiviso che dell'amore non se ne può parlare ma soltanto raccontare. Come ogni scritto, anche questo documento affonda le radici in una storia precedente, quella del gruppo che l'ha preparato e più in generale del percorso che il Servizio di Pastorale Familiare sta compiendo ormai da oltre 3 anni, ma si colloca innanzitutto nell'esistenza concreta delle persone e poi nel più ampio cammino che la Chiesa universale sta compiendo in questa fase storica che, proprio in questo tempo, attraverso il Dicastero per la dottrina della fede ha prodotto la nota Una Caro, ossia una sola carne, dedicata all'amore coniugale. Ci sono tante notizie che parlano di femminicidi. Ci sono delle leggi che sono discusse in Parlamento sul tema della violenza sulle donne. Ma il rapporto fra uomo e donna ha una buona notizia? Contiene un Vangelo? Questa è un po' la domanda. È interessante che proprio in questi giorni la Chiesa, questa realtà che a volte viene pensata come una realtà immobile, ha elaborato un testo, ha proposto a tutta la Chiesa universale un testo proprio sulla relazione di coppia, sulla relazione uomo-donna, sulla dimensione del desiderio sessuale, del desiderio di cercarsi proprio fra uomo e donna. Ma questo desiderio contiene qualcosa di sacro, di alto, oppure semplicemente qualcosa in cui mettere delle regole? È proprio in questo contesto in cui cerchiamo un Vangelo, una buona notizia, che si è mosso questo documento. La stampa dell'opuscolo non è quindi un punto di arrivo ma un punto di partenza. La proposta è quella di diffonderlo, portarlo nei gruppi e nelle comunità perché sia strumento di dialogo e di confronto a partire dalle storie, ossia dalla concretezza della vita. Vorrebbe essere non un libretto da leggere e poi lasciare lì, ma uno strumento per fare lavorare le persone, le comunità, per riflettere, e direi che l'idea con cui l'abbiamo scritto e con cui lavorare è un po' riportata nell'introduzione che vorrei leggere in 2 punti. Amerai il prossimo tuo come te stesso, non c'è altro comandamento più importante di questo. È l'invito a non avere paura degli uomini, è l'invito a vivere una vita autentica, non fatta di apparenze ma vissuta nella verità di ciò che si è. È l'invito a contemplare tutte le situazioni,
tutte le relazioni in cui possiamo scorgere la delicatezza con cui Dio ci si fa accanto per prendersi cura di noi, con quanta tenerezza Egli tesse la trama dei nostri giorni, invitandoci a vivere una vita nell'autenticità. Il giorno 8 febbraio a Sestri Levante, nei locali dell'Opera Madonnina del Grappa, ci sarà un incontro sul tema del rapporto di coppia proprio a partire da queste sollecitazioni. Sarà un ulteriore momento per entrare nel profondo dell'esperienza autentica della relazione. Con degli ascolti che possano un po' introdurre il tema, però soprattutto vuole essere un momento di condivisione, non semplicemente una conferenza dove venire a raccogliere delle informazioni importanti per poter portare a casa il proprio rapporto di coppia, ma un momento in cui in qualche modo condividere le fatiche o le gioie del rapporto di coppia, un momento in cui farlo assieme, un momento in cui anche confrontarsi su quelli che sono i passi che la Chiesa ha fatto, che non necessariamente tutti conoscono, passi che ha fatto per il modo in cui si è evoluta la società poi di fatto, nel senso, ovviamente la parola rimane la stessa, però questa buona novella che parla un po' a tutte le condizioni, a tutte le situazioni di coppie che esistono, nelle loro difficoltà, nelle loro gioie, nell'ambito sessuale, nell'ambito della famiglia, eccetera. Indubbiamente la parola che andiamo ad ascoltare, la parola a cui ci riferiamo, è una parola che parla a tutte le condizioni della vita. Se penso al mio passato, ci sono state situazioni in cui la parola mi ha detto certe cose, oggi effettivamente con una diversa maturazione me ne dice altre, però è sempre coinvolgente ed è sempre una traccia importante. Il Vangelo innanzitutto non è un trattato. Noi abbiamo bisogno di buone notizie sulle storie d'amore fra le persone. Innanzitutto nella storia di oggi, dove siamo sempre catturati dalle brutte notizie, a volte siamo appesantiti dalle brutte notizie. Il Vangelo non è un libro scritto nei cieli, ma è un libro che è stato scritto dopo che la storia umana di Gesù ha incontrato le storie umane, a volte impensabili, in cui Gesù è stato capace di suscitare una promessa e in cui la storia di ciascuno è diventata una storia sacra, perché è stata capace di far trasparire nella semplicità qualcosa di luminoso. Ed è per questo che vorremmo raccogliere non solo le storie che sono già raccolte nel documento, ma in prospettiva anche nella giornata dell'8 di febbraio e in futuro avere altre occasioni ancora più significative in cui raccogliere le storie di ciascuno di noi, dove far trasparire i passi, le orme di quel mistero di Dio che silenziosamente, senza fare grande rumore come fanno le cattive notizie, sta costruendo una storia di bene. Ci avviciniamo alla solennità dell'Immacolata Concezione di Maria e quest'anno la nostra diocesi avrà la gioia di accogliere un nuovo diacono. Andrea Strada della parrocchia di Santa Margherita di Testana sarà ordinato diacono per l'imposizione delle mani del vescovo Gianpio De Vasini lunedì 8 dicembre alle 18 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. E in cattedrale nei giorni scorsi il gruppo delle Lampade Ardenti ha vissuto il suo giubileo. L'inizio dell'anno liturgico ha coinciso con il pellegrinaggio alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto del gruppo delle Lampade Ardenti, voluto e pensato da Don Nando Negri all'interno dell'opera del Villaggio del Ragazzo 25 anni fa per servire la Chiesa con la preghiera e l'adorazione eucaristica notturna. Hanno partecipato alla preghiera e alla messa presieduta dal Vescovo le Lampade Ardenti, rinnovando la fedeltà ad un servizio che non cessa di raccogliere nuove adesioni. È una cosa proprio meravigliosa, perché vai lì e con la presenza del Signore è Lui stesso che fa dimenticare non solo a me ma a ognuno i pesi della quotidianità e dona anche tanta pace e tanto amore, e per me penso che sia questo l'importante, riuscire poi a nostra volta, anche nei momenti difficili, anche se a volte non è possibile o è duro, portarlo proprio, oltre che riceverlo. E questo io l'ho già fatto, lo sto facendo e mi dona molta gioia. Ho perso tutte le persone della mia famiglia, grazie a Dio sempre, e lo dico con tutto il cuore. Ho solo la zia, però ho capito che con la preghiera mi aiuta
a rialzarmi in tutte le occasioni, ma soprattutto ogni giorno, e a non piangere su me stesso, perché quello non ci porta a niente. Siamo abitati dalla stessa capacità di amare di Dio e il nostro compito è non frapporre nulla a questa capacità che porta nel mondo una logica opposta a quella del mondo, ha detto il vescovo celebrando l'Eucarestia, di cui l'invito ad essere vigilanti per tenere desta questa coscienza nel mondo che cerca di metterla a tacere. Le parole che ha detto il vescovo stasera non sono state solo belle parole, ma per me vita nella semplicità, ma vita veramente vissuta. L'essenziale è visibile nell'Eucarestia e questo è motivo di gioia all'inizio del tempo di Avvento, ha ricordato al termine della liturgia il diacono Nicola Pierpaoli che coordina il gruppo. Chiunque può unirsi alle lampade ardenti che vogliono essere il cuore della Chiesa diocesana. È una gioia grandissima, dobbiamo tutto all'ispirazione di Don Nando che appunto ha voluto nella sua esperienza mettere proprio Gesù al centro di ogni cosa. La sua opera, in tutte le sue articolazioni, aveva proprio bisogno di lui e in eredità ci ha lasciato questo meraviglioso servizio di prendere un po' di tempo per mettere lui al centro, per lodarlo, per benedire per il dono della vita e per richiedere le grazie necessarie a vivere bene il suo Vangelo. Sempre in cattedrale, nella prima domenica di Avvento, i ministri dell'Eucarestia, i lettori, i cantori hanno vissuto la giornata dei ministeri laicali con il rinnovo della promessa di fedeltà al servizio a cui sono stati chiamati. Laici a servizio e a sostegno della comunità. Si è svolta ieri nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari la giornata diocesana dei ministeri laicali. Nella prima domenica di Avvento, la prima dell'inizio del nuovo anno liturgico, si è celebrato un momento in cui tanti fedeli provenienti da varie parrocchie del territorio hanno ricevuto il mandato come ministri straordinari dell'Eucarestia. Il ministro, che poi è un termine che è stato coniato nella Chiesa per dire che si è a servizio a partire dal battesimo, quindi tutti siamo ministri, servitori di, come Gesù ha detto al suo tempo, della parola, ma anche del suo amore, della sua presenza. Ecco, quindi un servizio particolare nella Chiesa è quando i pastori riconoscono, vescovi, preti, diaconi, alcuni carismi, doni che una persona ha e che semplicemente può vivere per il bene della comunità. Come sempre la formazione, più che imparare delle cose, anche per me stasera pensare essere qua anche come prete, anche come servizio mio, ripensare alle radici, ripensare alle motivazioni. Nella Chiesa si è scelti, si è chiamati, alcuni a una cosa, alcuni all'altra, siamo nell'ordine della fraternità, nell'ordine del non offenderci, se uno viene chiesto una cosa, un'altra ancora, ma riconoscere proprio che c'è una presenza dietro di noi, un ascolto che dalla fede sgorga per la comunità, nella fraternità, che vuol dire essere tutti figli del Padre, tutti. E questi momenti aiutano, al di là della formazione, aiutano ad avere questa consapevolezza di fede prima di tutto.
Il programma ha previsto un momento di preghiera e la messa celebrata dal vescovo diocesano Monsignor Giampio De Vasini. Presenti alla celebrazione fratelli e sorelle scelti dalle loro comunità per diventare ministri straordinari della comunione, i ministri già istituiti, i cantori, gli addetti al culto e i sacristi. Un polmone vitale per la Chiesa diocesana, un servizio che nasce dal cuore e che coinvolge la persona per tutta la vita, che ha come modello Cristo Gesù, che non esclude né preferisce nessuno. Grazie di cuore a nome dell'intera comunità. Con voi e per voi pregheremo perché possiate svolgere questo servizio con generosità, con gratuità, con fedeltà, perché veramente possiate generare una Chiesa comunione, perché è una Chiesa così che può annunciare e testimoniare credibilmente Dio amore. È il vescovo di Chiavari a parlare davanti ai ministri e a chi si mette a servizio del prossimo. Dopo l'omelia, Monsignor De Vasini ha istituito i nuovi ministri straordinari, un esempio di come i laici possano essere al servizio della comunità, della parola, dell'amore e presenza del Signore. A volte si ha l'esperienza, noi preti abbiamo l'esperienza di gente che si propone e per alcune cose sembra impossibile dirgli di no o che non va bene quella cosa lì, perché abbiamo paura appunto di non essere accoglienti, essere duri. Io pensavo il contrario, però invece quando un pastore, non so, per esempio un parroco, individua un servizio per una persona, quando si sente dire ma non ho tempo da fare, non posso, non voglio, è un no che si dice, secondo me è un servizio anche addirittura a Gesù, no? E allora pensarci bene prima di dire no credo che sia importante, perché non è un impegno da agenda, ma è un servizio per il bene della Chiesa. Santa Barbara è la patrona delle persone che svolgono professioni a rischio. Nel nostro territorio la vicinanza di Santa Barbara è piuttosto sentita soprattutto nel mondo dei minatori, dei cavatori di ardesia, ma anche nel mondo di coloro che svolgono la loro professione sul mare, ossia la Capitaneria di Porto. Vediamo insieme i nostri servizi. Santa Barbara ai minatori non si tocca. Forse non tutti i minatori che nei decenni passati lavoravano nelle cave d'Ardesia della Val Fontanabuona erano assidui alla messa la domenica, ma di certo per tutti la fiducia in Santa Barbara era un fatto, concreto come le condizioni di lavoro spesso insalubri a cui erano esposti. Una volta si lavorava dal basso verso l'alto, col piccone, a mano, facevano le lastre e poi le tiravano fuori. Adesso invece lavoriamo, ovviamente negli ultimi 20 anni, dall'alto verso il basso, con macchine da scoglio, estraiamo con bulldozer o gru Derrick, siamo molto attrezzati in cava. Sì, quindi anche il rischio per la vostra salute è minore. Molto. Poi ci siamo controllati, ogni 6 mesi facciamo le visite, vengono a controllare in cava come va le polveri, l'aria, l'umidità e tutto, quindi per i lavoratori sono più tranquilli di una volta, a parte che se mettiamo i DPI, che sarebbero quelli, il casco, il metro, tutto, siamo molto più tranquilli. Quindi proprio il lavoro è cambiato in maniera completamente? Cioè... Sì. Direi che ci sono dei cavatori che sono più contenti di stare in cava che a stare fuori, anche perché d'inverno fa caldo, cioè si sta bene. E d'estate fa fresco, quindi c'è questo vantaggio qua. Com'è la temperatura in cava? È costante tutto l'anno? 15 gradi, 16 gradi, sì, sempre così. Poi se non si sta nelle correnti d'aria si sta bene. Prete Rinaldo Rocca, che è stato parroco in Val Fontanabuona appena diventato sacerdote 50 anni fa, ha ricordato le precarie condizioni di lavoro dei minatori del Novecento celebrando la messa a Santa Maria di Lorsica in occasione della memoria liturgica di Santa Barbara. In uno scenario colorato d'autunno, cavatori, ardesiaci e amministratori hanno preso parte ad una celebrazione che è più di una tradizione per un settore che oggi conta 13 cave ancora attive, oltre 60 lavoratori impiegati e l'indotto. Non abbiamo mai smesso di crederci, ci lavoriamo, siamo convinti. Vorremmo forse comunicare un po' meglio cosa siamo e cosa facciamo, perché ci sono tante dicerie che vanno un po' smentite. L'Ardesia Ligure è la migliore e che
mentre ad esempio Nervi, penso che i tetti che sono all'uscita di Nervi, l'abbiamo visti che io avevo 40 anni di meno, me li ricordo, sono ancora lì e l'Ardesia è la nostra Ardesia Ligure. Materiali alternativi credo che invece non abbiano la possibilità di poterlo neanche dire, sostenere, nonostante questo boom così di immagine. Stanno forse a comunicare meglio, dobbiamo recuperare. Perché avete scelto l'Orsica quest'anno per la celebrazione? Allora, l'Orsica l'abbiamo scelta perché Santa Barbara protegga questo paese che è stato messo in ginocchio letteralmente, economicamente, ma anche si vede dalle frane e dalle potenziali frane che potrebbero succedere, che incombono su case ancora abitate. Quindi abbiamo voluto manifestare la nostra vicinanza a un paese che ha avuto un bel problemone quest'anno. Parlare della roccia è parlare di salute e sicurezza nel mondo del lavoro, ha ricordato prete Rinaldo Rocca modulando l'immagine dalla liturgia. Santa Barbara è sempre stata roccia per chi vive situazioni di lavoro a rischio, ma la sua protezione è rifugio nel pericolo quanto è sostegno nella fermezza delle scelte di fede e nelle scelte quotidiane di solidarietà reciproca fra lavoratori e sollecitudine per la sicurezza in cava. Un territorio, quello della Val Fontana Buona, che fa i conti con il dissesto idrogeologico, ma anche con le difficoltà nei trasporti e le infrastrutture attese, e dove oggi c'è chi le cave le riapre contando sulla riserva di futuro che custodiscono. Ci sono dei costi di avvio enormi, quindi stiamo cercando di mantenere già quelle che sono state usate fino adesso, perché avviare delle cave nuove costa tanti soldi, tanti. E l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie in qualche modo stanno bussando anche alle vostre porte? Se si chiede informazioni all'intelligenza, conoscono le cave, conoscono quando sono nate, quando ad esempio ho chiesto Cava Ardè, che è una cava di Orero, mi ha detto 1840 è nata, bim bum, tutta la storia vera. Quindi in qualche modo l'intelligenza artificiale è già istruita sulla vostra storia? Sì, sanno anche i tipi di filoni, conoscono. Cioè, non so come hanno fatto, comunque lo sa come le qualità varie dei vari filoni, perché l'Ardesia non è tutto uguale come sappiamo. Ho riattivato una vecchia cava di mio nonno che è nel comune di Moconesi, e io sono direttore dei lavori, sono geologo, sono l'amministratore della ditta. E c'è ancora tanto mercato nell'Ardesia e noi lavoriamo tantissimo anche con l'estero. C'è un po' di concorrenza con il Brasile, però proprio sulla nostra pietra diciamo che non è sentita ancora questa crisi qua. Cioè, combattiamo sempre con i prezzi delle brasiliane, però comunque abbiamo ancora tanto mercato. E tu su cosa hai puntato per far sì che... Ecco, sì, la nostra cava diciamo che ha la migliore qualità per le coperture, per i tetti da copertura. Quindi c'è ancora mercato sì, su questo? Abbiamo mercato, sì. Anche sia in Italia che all'estero. Quindi un mestiere antico che però oggi può avere ancora un futuro? Sì, noi ci crediamo, ecco. Ci crediamo e ci speriamo, sì. Da geologo ce n'è ancora di Ardesia in Fontana Buona, aiutami a capire questo. Sì, cioè solo da noi ce n'abbiamo per 200 anni e poi nelle altre cave più o meno anche, cioè dipende da cava a cava, comunque ce ne sono ancora per tantissimi anni. Il personale della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure ha celebrato la memoria di Santa Barbara, patrona e protettrice di chi svolge professioni a rischio nella Basilica di Santa Margherita, coinvolgendo idealmente tutto il territorio del Tigullio. Erano presenti i sindaci e i parroci della città che hanno concelebrato l'Eucaristia con il vescovo Giampio De Vasini. Da parte del pastore della diocesi il ringraziamento alle donne e agli uomini che garantiscono la sicurezza in mare nel territorio della Liguria di Levante. Nel corso della celebrazione i militari della Capitaneria hanno donato generi di prima necessità portati all'altare all'offertorio e al termine hanno ricordato i colleghi che hanno perso la vita nelle occasioni di servizio. Era gremita la chiesa di Santa Margherita per la celebrazione perché oltre alle autorità locali
hanno partecipato anche i rappresentanti delle altre forze dell'ordine del territorio. Oggi era un'occasione importante, c'è stata grande partecipazione da parte della comunità di tutto il Tigullio, nonché di Santa Margherita Ligure, che è la città che ospita il nostro comando. Un abbraccio ideale che abbiamo voluto ricambiare con questa celebrazione, che per noi non è solo religiosa ma un momento di unione di tutta la nostra, il nostro corpo, la nostra amministrazione, che si unisce appunto nei valori che più ci contraddistinguono: responsabilità verso il prossimo, senso di servizio. Ringrazio tutti quelli che hanno preso parte a questa nostra importante celebrazione e grazie ancora davvero alla comunità. Da pochi mesi al comando del Circomare di Santa Margherita Ligure, sono i primi mesi, sta prendendo confidenza con questo territorio. Che impressione si è fatto? È un'impressione assolutamente positiva, una comunità portuale ma cittadina viva, un periodo sicuramente più sereno rispetto alla più intensa attività estiva, ma ci prepariamo per questo a dare il meglio e l'impegno che ci aspetterà nella prossima estate. Ora torniamo a Pianezza di Cicagna e lo facciamo, o meglio, torniamo in Val Fontana Buona e andiamo a Pianezza di Cicagna perché le nostre telecamere si sono accese in questa piccola comunità nella prima domenica di Avvento per raccontarne la vita attraverso la trasmissione in diretta della Santa Messa domenicale. Ci sono parrocchie che sono famiglia per dimensione e per qualità delle relazioni e una di queste è la piccola comunità di Pianezza in Val Fontana Buona che ha accolto le telecamere di Teleradio Pace all'inizio del tempo di Avvento. Tutte le persone si conoscono, c'è una mobilità anche molto diversa rispetto a un tempo dove appunto le persone vivevano e lavoravano qui, e oggi forse è anche un paesino dove le persone partono al mattino e ritornano poi alla sera dopo la giornata di lavoro, però comunque mantiene ancora, forse un po' per le parentele, per i legami che ci sono, questa dimensione molto, molto familiare, molto, molto semplice. Quello che caratterizza i legami che attraversano la vita di questa comunità è la fedeltà. Una piccola comunità diciamo ridotta per questioni anagrafiche e per questioni anche di emigrazione, come ha ricordato anche Don Marco, e certamente comunque è stata sempre una comunità che ci ha tenuto molto alla propria parrocchia, una comunità molto legata e tra noi e comunque alla parrocchia. Questa è un po' la descrizione che mi viene in questo momento. Avete dei momenti in cui vi ritrovate, come ad esempio la messa domenicale a cui abbiamo partecipato adesso? Ma sì, ci sono poi varie occasioni durante l'anno, le varie feste. Un tempo c'era proprio la festa di San Rocco più solenne, ora invece da quest'anno ha ripreso la tradizione e poi dopo ogni tanto organizza questi pranzi Don Marco, diciamo, per in alcuni momenti dell'anno, in varie occasioni, e ci sentiamo tanto uniti, anche se poi magari non ci si vede sempre così, però siamo tanto vicini, è un bello anche incontrarsi poi fuori, poter parlare. Nel nostro piccolo siamo davvero, poi soprattutto faccio riferimento anche alla vita, tante persone che sono, quando qualcuno ha dei problemi, diciamo, siamo proprio, li viviamo tutti quanti, ecco. Visto che vedeva annuire, volevate aggiungere qualcosa su questo? Guarda, io sono acquisita, sono originaria della parrocchia di San Rufino di Levi e mi sono sentita accolta bene, mi trovo molto bene, accompagno mia suocera la domenica è un'istituzione a messa, la vita. esatto, e sono contenta di far parte di questa, a mio modo, nel mio piccolo, questa parrocchia. Lei è nata qui? Sì. Quindi da quanto tempo è che frequenta la parrocchia? Tanti anni, sempre. Guardi, ho 86 anni e ho sempre frequentato perché abitavo lì, vicino. Quali sono le cose che sono cambiate di più? Le prime che vengono in mente proprio? Tante cose, non è come prima più. Comunque siamo contenti così, abbiamo un prete bravissimo, tante belle cose. Poi abbiamo le amiche tutte, poi al mese di maggio
fa la processione nelle case, belle cose. L'insistenza qui come altrove è spesso sui numeri che diminuiscono, è un dato di fatto. La notizia di un matrimonio e di un battesimo quindi diventa un'occasione di festa per tutta la comunità. È da diversi anni che non ci sono più matrimoni in questa piccola parrocchia, in questa piccola realtà, e domenica prossima appunto vivremo questo momento celebrativo festoso doppio, nel senso che celebriamo il matrimonio di Maria Chiara e di Manuel e del loro secondo figlio Alessio, che non è proprio un neonato, avrà 1 anno e mezzo circa, però desideravano vivere questa celebrazione, questo momento insieme. E mi sembra davvero anche un gesto bello, perché è una celebrazione di famiglia, che tiene insieme il valore della coppia. Manuel e Maria Chiara si conoscono da tanti anni, stanno convivendo insieme e desiderano davvero vivere questa unione, no? Loro sono fedelissimi, tutte le domeniche partecipano alla messa qui a Pianezza, anche con Andrea, che è il primo figlio, e Alessio, il piccolino, che era anche presente questa mattina alla messa e che appunto hanno aspettato a battezzare per celebrare quest'unico evento. I gesti di formazione, di riflessione e di preghiera coinvolgono questa e le altre parrocchie vicine. Pianezza fa parte di questa zona pastorale che è stata costituita qualche anno fa dal vescovo Alberto Tanasini, e allora vescovo di Chiavari, che ha voluto appunto riunire e far camminare insieme queste piccole comunità che da sole non avrebbero le forze per portare avanti anche gli incontri dei bambini nel catechismo, gli incontri dei giovani e adolescenti, la proposta per le famiglie e quant'altro. E quindi si è concentrato appunto la zona pastorale come attività principale nella parrocchia e nella canonica di Cicagna, ma si è mantenuta appunto la celebrazione festiva tra il sabato sera e la domenica in tutte le altre parrocchie che compongono questa zona pastorale. Nel segno dell'unità fra tutte le comunità della valle vengono proposti anche i gesti dei tempi forti dell'anno liturgico, con una novità dettata dal realismo. I tradizionali incontri settimanali di Avvento, che vengono organizzati in Fontanabuona da 20 anni, si trasferiscono sulla rete per agevolare gli anziani che hanno difficoltà di spostamento e gli adulti che trascorrono la maggior parte della giornata lontano dal paese. Ma quest'anno è un po' l'idea che è partita da alcuni parroci della valle e anche da un gruppo di laici che compongono il Consiglio Pastorale Vicariale. Noi abbiamo questa fortuna di non avere, anche per i numeri che abbiamo qui in valle, un consiglio pastorale parrocchiale, ma un consiglio pastorale vicariale che appunto pensa e lavora non come singola parrocchia ma come gruppo di parrocchie. Pensate che appunto la Fontanabuona è una valle che ormai conta meno di 10.000 abitanti ed è composta ancora da 30 parrocchie. Questo dice anche lo smembramento, anche la suddivisione davvero in tante piccole realtà. E durante l'Avvento e la Quaresima ormai da più di 20 anni viviamo appunto dei momenti che chiamiamo di veglia, dislocate appunto un po' a giro nelle parrocchie. Negli ultimi anni, soprattutto le veglie di Avvento, un po' per la temperatura, un po' per il clima, ci siamo accorti che la frequenza dei fedelissimi veniva sempre a diminuire. Allora appunto ci è venuta l'idea di mantenere questo momento di preghiera, ma di viverlo online attraverso la piattaforma Meet, che già utilizzano altri gruppi, altre realtà per la preghiera, ad esempio del rosario serale quotidiano, e di viverlo appunto nei prossimi 3 mercoledì di Avvento, potendosi collegare da casa, in ascolto del Vangelo della domenica e anche con la possibilità di intervenire appunto con la propria riflessione, la propria risonanza. Questo per venire incontro un po' a tutti, agli adulti che arrivano a casa dal lavoro tardi e sono anche stanchi, ma anche alle persone più anziane e con qualche acciacco di salute e che magari in chiesa non potrebbero più venire, ma una modalità così anche loro credo che possono viverla. E addirittura persone anziane che riscoprono questo strumento della connessione online
come qualcosa di veramente prezioso. Ci stupiscono perché a volte sono proprio loro che lo utilizzano con maggiore semplicità. Perché la fede vuole anche concretezza. Per stare insieme occorrono spazi, un luogo dove pranzare, dove cucinare. Lo sanno bene i volontari del Comitato Quartieri Prato e Poggio, che all'inizio del tempo di Avvento hanno organizzato a sostegno della parrocchia un pranzo di solidarietà. Lo scopo è di aiutare la parrocchia, in special modo Don Marco, per opere parrocchiali e in special modo allestisce una cucina per far da mangiare ai bambini del catechismo. È già un po' di anni che facciamo questa iniziativa e il devoluto sarà interamente dato alla parrocchia. Quante persone siete del comitato che avete lavorato per la preparazione di questo pranzo? Lavorato saremo una decina, poi durante le feste patronali siamo molto di più, ma in questa circostanza siamo 10-15. Oltre all'iniziativa di oggi, cosa fate come comitato? Cosa organizzate? Come comitato organizziamo le feste patronali di San Giovanni Battista e Nostra Signora dei Miracoli, con relativi stand, fuochi artificiali. Poi collaboriamo con il Piffero per il Natale di Navota e se ci sono altre manifestazioni diamo un aiuto anche al comune che ci supporta. Ci saranno poi altre iniziative sempre per questo lavoro della cucina? Questa è una cena di solidarietà a favore di Don Marco, della parrocchia. Altre cene, cosa no? Abbiamo il 14, il Piffero di Cicagna, noi saremo presenti con una nostra postazione. Domenica 7 dicembre la Santa Messa sarà trasmessa alle 11 in diretta dalla parrocchia di San Martino di Zoagli. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.